presentazione oggi alla Banca d'Italia del report sull'economia siciliana. Ecco, un momento importante per la vostra filiale di Agrigento, che vede riunito anche diverse personalità anche del mondo dell'imprenditoria e di non. Sì, questo è un momento importante perché è il momento in cui la Banca d'Italia restituisce, dopo aver analizzato i dati che sono forniti proprio dalle imprese, dagli enti, dalle associazioni di categoria, un prodotto finito che deve essere utilizzato come base poi per le decisioni economiche che vengono prese dalle aziende, dagli enti. Quindi è un momento importante di servizio al territorio. E ci fa piacere che appunto sia stata scelta Agrigento come seconda sede in cui presentare in Sicilia la relazione economica regionale. Si presenta oggi questo report sull'economia siciliana, ecco, un consuntivo anche sui dati. Come va l'economia siciliana? Sì, la sintesi principale è che l'economia siciliana cresce in maniera significativa, sostanzialmente in linea con il dato nazionale, abbiamo un più 3,7%. Non cresce in maniera uniforme durante l'anno né fra i vari settori produttivi. Quello che si può dire è che la ripresa del 21 e del 22 ha consentito di recuperare quasi completamente la perdita di prodotto dovuta alla pandemia. Quindi il post-Covid è positivo, no? Sì, il post-Covid fa registrare appunto questa ripresa che parte già nel 2021 e continua nel 2022. Quali sono i reparti, i settori produttivi che tirano per la maggiore? Come dicevo, la crescita non è stata uniforme per i vari settori produttivi. A fronte di una industria sostanzialmente stazionaria abbiamo le costruzioni che invece crescono molto bene, quasi un 10% dopo un 36% circa dell'anno prima, e soprattutto i servizi, il turismo che fa registrare ottimi risultati sia in termini di arrivi che di presenze ed anche in termini di pernottamenti, dove abbiamo raggiunto nuovamente i livelli pre-pandemia, mentre per esempio in Italia siamo ancora sotto un meno 9%. Invece quelli negativi? Per la maggiore? Negativi in questo momento preferisco parlare delle potenzialità che si aprono per tutta l'economia italiana e siciliana anche, e soprattutto per il settore delle costruzioni, che certo vedrà venire meno le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali, ma per contro vedrà svilupparsi le iniziative anche pubbliche legate al PNRR, gli investimenti pubblici. Dottor Minio, lei è tra i relatori oggi del report della Banca d'Italia sull'economia dell'isola. Quale sarà l'aspetto che lei maggiormente toccherà nel suo discorso ai tanti ospiti presenti? Approfondiremo l'economia provinciale, le luci d'ombra dell'economia provinciale con le prospettive che stanno avvicinandosi, la grande programmazione 21-27. All'interno delle luci e delle ombre c'è però la possibilità, in quanto risorse umane, in quanto risorse economiche e finanziarie, di poter colmare dei gap che sono oggi presenti all'interno dei nostri territori. Questo lo si può fare se si riesce però a fare squadra, anche perché da qui a quando scadranno praticamente questi fondi comunitari, ma anche fondi del PNRR, ormai il tempo è brevissimo, quindi bisogna fare squadra per poter portare a casa queste risorse. Dove va la nostra provincia? Qual è il dato che emerge? Diceva poco fa il direttore della Banca d'Italia, è un dato disaggregato quello della provincia di Agrigento, per cui non si può dare un quadro definitivo. Allora, quello di Agrigento ha una peculiarità particolare perché ha una presenza forte dell'agricoltura, seguita poi dal commercio, poi ancora seguita dalle costruzioni, e l'altro settore in coda è ancora l'industria con il turismo. Ci sono dei margini ovviamente di crescita, margini positivi, però dobbiamo anche riconoscere che ci sono in Sicilia delle province come per esempio Siracusa che grazie alle raffinerie un po' trainano tutta l'economia provinciale. Da noi invece c'è una presenza importante comunque dell'agricoltura, del turismo, del commercio ma anche della manifattura. Lei oggi è tra i relatori del report della Banca d'Italia sull'economia siciliana, ecco, lei è un imprenditore, che giudizio darà?
Guardi, più che relatore darò una testimonianza di quello che è il sentiment del mondo dell'impresa. Banca d'Italia, come sapete, ogni anno pubblica uno studio non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, quindi è una banca dati importante ed è un punto di riferimento per banche, per imprese, per aziende. Penso di esprimere nel mio intervento quello che è stato il sentiment durante il 2022, avendo oggi i dati aggregati di come si è mosso l'anno, sarà interessante, penso, da parte mia far capire come l'impresa ha superato le difficoltà in questo periodo, la crisi energetica, l'aumento dei costi delle materie prime. Come imprenditore come vede il futuro? Sicuramente l'aumento dei tassi necessario per ridurre un po' l'inflazione abbatterà la domanda da parte di famiglie e da parte di imprese gli investimenti, ma credo che sia un male necessario, ovviamente va calibrato perché rischiamo che la cura più che guarire l'ammalato lo uccida, per cui insomma spero che adesso ci sia un attimo di attesa per verificare se l'inflazione comincerà a scendere, cosa che io credo perché la stiamo già notando sugli acquisti, insomma le materie prime cominciano a calare. Però questo incide sull'economia del tessuto siciliano, ma in particolare anche quello di Agrigento. Ma Agrigento, come la Sicilia, come anche l'Italia, si è dimostrata molto resiliente, capace di reagire alle difficoltà, più di altri paesi. Io sono fiducioso che nonostante la situazione continui a essere complicata, l'impresa locale possa riuscire a dare le giuste risposte per svilupparsi e crescere.